Io mi ricollego a quanto dicevi sulle province. Anche nel Veneto succede questo, che una volta che hai abolito le elezioni con la presenza dei cittadini, le future dirigenze vengono decise da accordi interpartitici e quindi c'è la tendenza a fare larghe intese o intese strane con pezzi tra PD e pezzi del centrodestra, per cui in quasi tutti i contesti si è chiamata fuori rispetto a questo pateracchio che appunto tende a eliminare qualsiasi distinzione e differenza tra una cosa e l'altra. Su questo a me pare che SEL sia caratterizzata anche nella vicenda del Senato per una grande vivacità, insomma, no? La De Petris, i nostri emendamenti e quant'altro, e penso che anche lì noi si abbia colto un punto fondamentale, perché c'è un aspetto sociale della crisi, c'è un aspetto ecologico, che lo ricordiamo sempre, e c'è un aspetto democratico che è tragico e che per certi versi è anche funzionale a veicolare misure antisociali e antipopolari, spacciandoli per invece come inevitabili e ineluttabili. Ma questa tendenza a svuotare di senso le istituzioni democratiche, a centralizzare il potere, come ricordavi prima, bisogna che abbia di fronte la scesa in campo di un movimento molto, molto ampio, insomma, qui ci richiama anche la responsabilità, diciamo, della nostra funzione come sinistra, insomma. In quella battaglia del Senato noi abbiamo anche recuperato, diciamo, una visibilità, una forza, una presenza, un'iniziativa, dopo anche una stagione che ci ha visto dei travagli interni, insomma, no? Con la fuoriuscita di parte dei parlamentari, e mi pare che abbiamo colto in quella questione un elemento importante di rilancio dell'iniziativa, e penso che stiano assieme queste cose qua, insomma. Crisi della democrazia e funzione di sé nel senso di ricostruire le condizioni della partecipazione democratica. Ecco, su questa cosa qua, se volevi dire alcune cose. Sì, adesso l'ho detto con le province, naturalmente per il Senato è ancora più vero. Oggi si capisce di più perché si è fatta quella riforma. Cioè, oggi si capisce di più, perché se tu c'hai in testa di mettere in campo un attacco generale alle condizioni di vita delle persone, perché guardate, torno solo per un attimo, lo dicevo prima, no? Articolo 18 e il famoso contratto a tutele crescenti, poi sommate il contratto a tutele crescenti col decreto Poletti che hanno approvato qualche mese fa e che porta da 12 a 36 mesi la rinnovabilità del contratto a tempo determinato senza causale, cioè senza motivo, senza che l'imprenditore sia obbligato a dire perché tu hai bisogno di un contratto a tempo determinato e non indeterminato. Demanzionamento, cioè il fatto che siccome c'è una ristrutturazione tu passi in quell'azienda da un lavoro a un altro e cambi salari, cambi condizioni, cambi diritti. E ripeto, il tema del taglio generale dei salari è il tema di fondo, che non è dichiarato perché non è, diciamo, la condizione della Grecia, che arriva la Troika e dice sai che c'è, i salari pubblici e privati si tagliano del 20, del 30, del 40% da un giorno all'altro. No, non siamo in quella condizione, perché provano ad arrivarci in un altro modo. Se c'è in corso un attacco di queste dimensioni e se rispetto alla crisi che cresce, perché anche qui c'è un fatto, no? Adesso hanno fatto la nota di aggiornamento del DEF. Il DEF che era stato presentato prevedeva una crescita per quest'anno del PIL del più 0,8%. Il PIL è per l'ennesima volta almeno 0,3%. Assieme a questo c'è la deflazione, cioè significa che i prezzi non crescono, dice l'Italia bene, ma non è così che funziona. Perché quando c'è recessione e deflazione insieme succede che i prezzi non crescono perché siccome non c'è possibilità di consumare aspetti che diminuiscano un altro po' e questo produce una spirale che rischia di portare il paese, diciamo, allo schianto. Aggiungo che questo è un paese nel quale la produzione industriale ha perso in questi anni il 25% di capacità, il 25%. Significa che una fabbrica su 4, un'impresa manifatturiera su 4 ha chiuso. Aggiungo che tutti i grandi asset industriali sono in vendita in questo paese. L'acciaio è in vendita. Tutto, da Taranto a Terni, a Genova, a Piombino, è in vendita. Le grandi partecipate o le grandi, diciamo, aziende pubbliche, l'ENI, l'ENEL, sono tutte dentro un piano di privatizzazioni che è parte significativa
del recupero di risorse programmato dal governo per questa e per la prossima manovra finanziaria. Guardate che il quadro è un quadro sul serio preoccupante dal punto di vista sociale. Non c'è dubbio, l'Italia è un'altra cosa, ha una ricchezza nazionale molto più ampia, un avanzo primario molto più largo, e tuttavia il quadro è un quadro molto preoccupante. Senza una rottura radicale dei vincoli europei, cioè senza fare quello che ha fatto la Francia, che si vede, cioè, non è un governo estremista, che forse ne ha pagato anche le conseguenze delle scelte troppo timide che il governo Hollande ha preso nei suoi primi 2 anni di vita. Ma se tu non fai così, questo quadro qui produce sulla società una condizione che io considero difficilmente sostenibile. E il fatto che fino ad oggi non si siano prodotte tensioni sociali particolarmente visibili, particolarmente di impatto, non è un elemento rassicurante, anzi è un elemento che forse dovrebbe preoccupare ulteriormente. Avete visto che sta succedendo nel paese in queste ore? A Roma nelle ultime 2 settimane si sono moltiplicati le aggressioni ai migranti nei quartieri popolari. A Bari oggi, è notizia di oggi, dopo 16 anni di attesa vengono assegnate delle case popolari. Tra le 15 famiglie che ottengono una casa popolare c'è anche una famiglia di stranieri che ha tutti i titoli, perché sta lì da un sacco di anni. Gli abitanti del quartiere San Paolo, io Bari la conosco bene perché ci ho vissuto 9 anni, un quartiere popolare molto duro dal punto di vista della sua competizione sociale, occupano le case per impedire che la casa venga assegnata agli stranieri. Dunque quello che succede è che in assenza di grandi conflitti organizzati dal punto di vista sociale cresce la tensione sociale nella forma peggiore, quella della guerra tra poveri, quella della rottura delle relazioni sociali. Ora, di fronte a questa condizione, la riduzione degli spazi democratici è una condizione essenziale. E quello che succede, scusate, con le cosiddette riforme istituzionali è esattamente questo, perché guardate, il punto non è mica il Senato. Noi infatti abbiamo detto, in quella battaglia, lo diremo di nuovo alla Camera, e se abbiamo fatto 6.000 emendamenti al Senato con 7 senatori, alla Camera che ce l'abbiamo 24, gliela facciamo vedere anche un po' più complicata, anche perché alla Camera, forse loro non se ne sono accorti, c'è un articolo del regolamento che vieta esplicitamente l'uso del famoso canguro, no? Avete visto l'animale che è diventato noto, che serviva a saltare 1000 emendamenti in un voto solo. Con la Camera non si può fare sui disegni di legge costituzionale, quindi forse sarà il momento che su questo provino a sedersi a un tavolo a discutere. Ma qual è il problema di quella roba lì? È che quella roba lì la devi guardare tutta insieme, perché lì c'hai il Senato che non è più elettivo, cioè come le province, e abbiamo visto che cosa è successo. E contemporaneamente hai una legge elettorale, perché questo è il punto, che introduce delle soglie di accesso al Parlamento che hanno eguali in Europa soltanto in Turchia e in Russia, che non sono propriamente, diciamo, 2 straordinari esempi di democrazia partecipata nel consesso europeo, no? Ecco, allora quelle cose lì insieme producono il seguente risultato, quello della riforma che noi abbiamo chiamato la riforma dell'asso pigliatutto. Perché pensateci un po', funziona così, che nell'epoca delle leadership individuali e televisive, delle liste sostanzialmente bloccate, perché qui stanno discutendo, ma l'ipotesi è quella dei capolista bloccati, i collegi diventano molto più piccoli, intendiamoci, non sono i collegi attuali, e dopo i capolista delle preferenze, significa che tu avrai un leader di partito, sostanzialmente, del partito di minoranza, seppur della più grande tra le minoranze, perché ormai stiamo in un quadro in cui l'astensionismo si assesta mediamente in questo paese intorno al 40% e forse qualcosa di più in prospettiva. Quindi tu avrai il partito e il leader del partito della minoranza, seppur della più grande tra le minoranze, che con quell'assetto istituzionale vince le elezioni, prende il premio di maggioranza, dunque il governo del paese, elegge il Presidente della Repubblica
elegge i membri della Corte Costituzionale, tema diciamo all'ordine del giorno in questi giorni, perché come vedete ancora il Parlamento non riesce a sbloccare quella situazione, elegge i membri laici del CSM, cioè tu avrai una sola forza che con un passaggio elettorale, seppur minoritario dal punto di vista della rappresentanza del Paese, è in grado di controllare tutti gli assetti del potere del Paese. Io considero questo uno scenario preoccupante, ma è uno scenario che si spiega benissimo e che va diciamo a braccetto, non in modo casuale, con l'attacco ai diritti sociali. Ecco, noi abbiamo diciamo, l'urgenza di mettere in campo su questo un'iniziativa. Io la dico così: SEL è nata nel 2010 con un'idea forte, anzi con due idee. Una di queste parlava al suo progetto politico e diceva: noi vogliamo fare una sinistra che sia capace contemporaneamente di non rassegnarsi all'omologazione, cioè l'idea che il pensiero è quello lì e ti devi rassegnare e devi stare lì magari a fare il controcanto o il grillo parlante dentro al partito unico, e contemporaneamente una sinistra che non fosse però rassegnata al minoritarismo, all'irrilevanza, all'impossibilità di incidere nei processi. E poi c'era un'altra idea che guardava invece proprio a noi, alla nostra soggettività, a questa esperienza, che diceva: sappiamo di non essere autosufficienti e vogliamo invece costruire un soggetto politico che possa essere il lievito, il sale, il motore per la costruzione di una cosa più grande di noi. Oggi siamo noi e ci proviamo, ma sappiamo che ci proviamo sempre con l'idea di provare ad andare un po' oltre a noi. Ecco, oggi io penso che dentro questa vicenda, dentro questo tornante, proprio per le ragioni che abbiamo detto finora, per la rilevanza che questo momento ha rispetto alla storia del Paese e del futuro di questo Paese, oggi sia necessario ancora di più e forse possibile provare a mettere in campo concretamente questa prospettiva. La manifestazione del 4 di dopodomani e la scelta di far parlare da quel palco con noi, come Chi Vendola, Maurizio Landini, Pippo Scivati, Curzio Maltese, Mimmo Pantaleo, segretario della FLC, Rossana Lettori della Funzione Pubblica, il segretario della CGIL del Lazio, studenti e molte altre esperienze, ha esattamente questo in testa, e cioè l'idea di non essere soltanto un evento, una manifestazione in cui dire le nostre ragioni, cosa comunque importante e utile, ma nella testa nostra quell'appuntamento vuole essere l'inizio di un percorso. Perché io credo che oggi, e questo vale anche per chi continua a militare nel Partito Democratico, per chi lo fa con tutte le sue ottime ragioni, con la voglia di provarci, di cambiare quella linea, quella direzione, valga per tutti, oggi su questo passaggio c'è bisogno forse di fare una scelta in più. C'è bisogno di rimettere insieme le forze, di dire che anche in Italia è possibile pensare che la sinistra possa tornare ad avere le dimensioni che ha la sinistra in tutta Europa, perché guardate, questo è l'altro punto. L'Italia è l'unico paese d'Europa nel quale la sinistra vive questa condizione ormai insopportabile e ingiustificabile di frammentazione, di nanismo politico. In tutta Europa le sinistre, in modo diverso, con esperienze di innovazione anche molto importanti, come quella di Podemos in Spagna, come naturalmente quella straordinaria di Syriza in Grecia, naturalmente lì in una condizione molto particolare, difficilmente ripetibile, mi verrebbe da dire, speriamo che non si ripeta, perché la crescita lì straordinaria di quella forza, grazie al lavoro dell'ex Tsipras, si è misurata anche col massacro intero di un popolo, di una società come quella greca. Ma le sinistre in tutta Europa crescono e soprattutto assumono una dimensione capace in potenza di condizionare i processi, non di rinchiudersi in un recinto protestatario, ma neanche appunto di cedere all'idea che Renzi ha provato, diciamo, ad accelerare anche lì l'idea del partito della nazione, che ha attratto pure una parte di noi. Facevi tu riferimento, diciamo, alla fuoriuscita di alcuni nostri parlamentari che hanno risposto a questa tentazione. Non c'è l'idea che ormai fosse finita la storia, che lì fosse l'unico spazio praticabile. Mi verrebbe da dire a quei compagni nostri che pensavano di andare nel PD per spostarlo a sinistra che a volte la storia fa brutti scherzi, perché andare nel Partito Democratico oggi
è proprio un po' un contrappasso per chi lo fa pensando che quella scelta possa contribuire a spostare più a sinistra quel soggetto politico. Ecco, oggi abbiamo il compito di provarci. Noi se ci proveremo, lo faremo a cominciare dalla direzione nazionale che abbiamo convocato sabato mattina, lo faremo in piazza pubblicamente, con l'idea di dire una cosa semplice. Non abbiamo la pretesa di chiamare altri a raccolta, abbiamo però la pretesa di metterci a disposizione, alla pari con tutti e tutte quelle che vorranno farlo, per dire che oggi è non l'ultima spiaggia, ma oggi è il momento di provare uno scatto, di recuperare un entusiasmo, non perché la situazione sia facile, ma perché questa situazione parla della vita nostra. O lo facciamo ora, o poi sarà un problema. Stavo qualche settimana fa in Lombardia, alla nostra festa regionale, ad un dibattito con Maurizio Landini che diceva una cosa molto bella. Diceva: io lo chiedo a tutti voi, a quel pubblico che stava lì numeroso, vi chiedo una cosa: non state in casa, non vi chiudete in casa, non rimanete in silenzio, perché altrimenti domani vi troverete senza più diritti e sarà troppo tardi per provare a organizzare una risposta. Oggi è il momento di provarci. Io credo che se lo facciamo tutti e tutte insieme, forse questo che è un crinale così pericoloso può avere un esito che non sia quello che troppo spesso le crisi producono, cioè quello dell'uscita a destra. Sta anche a noi però provare a fare in modo che vada in un'altra direzione.